Io sono Vania Renolfi, ho iniziato la mia attività a Oristano, all'inizio da sola e dopo qualche anno si è affiancata mia sorella Beatrice, quindi siamo in due che lavoriamo. La nostra produzione si rivolge ai nostri clienti, cioè noi realizziamo per loro, modifichiamo, facciamo delle riparazioni prima di tutto, fondamentalmente, poi realizziamo gioielli su ordinazione, modifichiamo gioielli che un cliente vuol desiderare magari rinnovare, oppure possiamo utilizzare anche l'oro del cliente o le pietre del cliente per realizzare un oggetto che noi realizziamo su indicazione o su nostra indicazione, se il cliente non ha un'idea, oppure su proprio disegno del cliente. Ultimamente abbiamo realizzato dei gioielli utilizzando il broccato. Abbiamo chiamato questa collezione Memoriada. Ogni cosa della collezione Memoriada ricorda, è un piccolo pezzo di Sardegna, come recita, diciamo, il sottotitolo. Infatti ci sono dei ciondoli che ricordano le cose archeologiche della Sardegna tipiche, tipo i nuraghe, tipo le pintadere, oppure le dee madri, vari modelli, oppure qualcosa di etnografico come la sartiglia, qualche monumento della città di Oristano, i cestini, i sfassoni, oppure le conchiglie che si trovano sulle spiagge. Il tutto legato dai fili delle collane di broccato. L'artigianato credo che sia, chiaramente è una passione, credo che sia per gli artigiani una necessità, una impossibilità di non fare quello che si fa, perché in effetti evidentemente è una questione di sfruttare i propri talenti, quello che ci è stato dato, è un'indole quasi, ecco, da cui chiaramente una passione.